Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Dopo una notte in aula, l'ARS approva la legge di stabilità della Regione. Tra i provvedimenti soldi per gli enti locali, per il contrasto alla carenza dei medici, per la crisi idrica e per il polo industriale di Siracusa. Un pacemaker sulla paziente più piccola al mondo. Al CCPM di Taormina l'intervento salvavita su una neonata di 1,4 kg. Il 41 bis non è motivato, la Cassazione boccia la proroga del carcere duro per il figlio di Totorina Giovanni, ora si rischia la revoca, insorge l'antimafia. Catania attende l'arrivo delle reliquie di Santa Lucia dalle 18:45 in diretta su Telecolor, la processione e l'ingresso in cattedrale per l'esposizione insieme al busto di Sant'Agata. Palermo invasa dalla spazzatura durante le feste con la RAP a ranghi ridotti, i quartieri periferici del capoluogo sono in emergenza rifiuti. Il musical Shrek approda a Catania a interpretare l'immaginario orco verde l'attore catanese Damiano Spitaleri. Il calcio, il Palermo chiude il 2024 in casa del Cittadella. Domani pomeriggio Dionisi dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Bari. In Serie C il Catania pensa al mercato di gennaio. Ancora ben trovati al termine di una lunga notte trascorsa fra gli scranni di Sala d'Ercole. Il Parlamento siciliano approva la legge di stabilità della Regione. Il voto finale è arrivato intorno alle 9 del mattino, ma i particolari li sentiamo subito nel servizio di Manlio Viola. Via libera alla finanziaria della Regione siciliana. Con 39 voti favorevoli, l'ARS ha detto sì al bilancio e alla finanziaria della Regione. La legge di stabilità siciliana ha visto la luce dopo 2 stop tecnici per l'ammissibilità di alcune norme del maxiemendamento e poi l'allineamento fra bilancio e finanziaria. 2 passaggi fondamentali senza i quali non si sarebbe potuto procedere con il voto finale. L'esercizio provvisorio è scongiurato per il secondo anno consecutivo e per la prima volta negli ultimi 20 anni l'approvazione arriva entro la fine dell'anno solare. L'accordo si è trovato con un vertice fra Galvagno, Schifani e Dagnino, ma per farlo reggere è stato necessario riscrivere oltre metà del maxiemendamento in aula. Abbiamo rispettato i tempi e le regole. Per la Sicilia significa una svolta, avere certezza della spesa pubblica, sostegno alle fasce deboli, sostegno ai consumi, sostegno al mondo imprenditoriale che creerà posti di lavoro. Questo è il nostro impegno che continuerà giornalmente, quotidianamente, senza sosta. L'Aula ha approvato fra l'altro la stabilizzazione del personale ASU dei beni culturali a 36 ore presso la partecipata SAS. Ci sono poi 10 milioni per gli enti locali, 10,5 per il Fondo Unico del Turismo, soldi per il contrasto alla carenza di medici, per la crisi idrica, per il polo industriale di Siracusa, per l'aeroporto di Birgi e il prolungamento fino alla fine del 2023 della sanatoria sul bollo auto. E si parlerà anche di questo, della manovra appunto della finanziaria approvata all'ARS nell'odierno spazio, nel consueto spazio del sabato con il punto di e con Luca Ciliberti che oggi è con me. Grazie Roberta, sì, si parlerà della finanziaria, appena approvata, il testo complesso, articolato, cercheremo di capire cosa c'è dentro per i siciliani, dentro questo documento finanziario. Ci sono anche ovviamente degli strascichi e dei malumori dal punto di vista politico, ne parleremo in studio con il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, che ha preso la macchina alla fine della finanziaria, è venuto a Catania e sarà nei nostri studi, quindi le prime dichiarazioni del presidente, ma poi una seconda parte tutta dedicata a Catania. Verrà il sindaco di Catania Enrico Trantino per parlare del Capodanno che è alle porte, Capodanno in diretta nazionale sulle TV nazionali, ma anche delle prospettive e dei progetti per il 2025. Quindi insomma 2 begli argomenti tosti, pesanti, quindi cercheremo di capirlo anche con loro. Tra l'altro tra gli ospiti ci sarà anche Pietro Vento, direttore dell'Istituto Demopolis, con dei grafici e dei sondaggi esclusivi per noi. Grazie a Luca Ciliberti, velocissimo e buon lavoro naturalmente a te. Intervento storico al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, è stato impiantato un pacemaker su una neonata di 1,4 kg. La piccola soffriva di una rara patologia, ma sentiamo Orazio Longo.
2 ore e mezza, tanto è durato lo storico intervento eseguito all'ospedale San Vincenzo di Taormina dal team medico del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo, CCPM, per impiantare un pacemaker a una neonata di appena 1,4 kg. Secondo i medici è la più piccola paziente al mondo in termini di peso a ricevere il dispositivo elettronico. La parte tecnica più difficile, se vogliamo, è posizionare, perché il pacemaker viene posizionato in addome. Perché proprio non c'è spazio fisico nel torace. Aggiungiamo qualcosa alla comunità scientifica ed è questo, diciamo, il messaggio più importante. La bambina di Agrigento, già dimessa dall'ospedale, era nata prematura con un grave difetto di conduzione cardiaca, positiva al dosaggio anticorpale per una rara patologia immunitaria congenita definita sindrome di Sjögren. La bimba dovrà solo ed esclusivamente mangiare, crescere e fare le cose dei bimbi. Farà dei controlli qui da noi, perché il cuore ora dovrà crescere, bisognerà capire come cresce, che tipo di conduzione si otterrà alla fine dell'impianto, dopo 6 mesi dall'impianto. Un altro miracolo in corsia per il CCPM di Taormina, il cui futuro però resta paradossalmente incerto. Per raggiungere certi risultati serve tanti anni di esperienza, la possibilità di poter lavorare in condivisione con tanti professionisti. Se qualcuno si sente di interrompere questa esperienza, noi accetteremo, non possiamo fare altrimenti. Ed è allarme nell'antimafia e nella società civile dopo che la Cassazione ha annullato il carcere duro per il secondogenito di Totò Riina. Giovanni Riina al momento resta al 41 bis, ma un'altra sezione della Corte d'Appello dovrà decidere se revocarlo anche sulla base della bocciatura e delle motivazioni addotte in precedenza. Il servizio. Stop al carcere duro per Giovanni Riina, figlio del superboss Totò Riina, arrestato nel 1996. Giovanni, secondogenito del capomafia stragista, si trova al 41 bis dal 2002 e la Corte d'Appello di Roma aveva prorogato nei mesi scorsi il carcere duro per la pericolosità sociale del figlio del boss corleonese e per la sua aderenza all'organizzazione mafiosa. Ma adesso la Corte di Cassazione annulla quel provvedimento per difetto di motivazione, definendo i motivi addotti dalla Corte d'Appello come meramente apparenti. Riina resta per il momento al 41 bis, ma un'altra sezione della Corte d'Appello di Roma dovrà pronunciarsi nuovamente sul carcere duro, che potrebbe dunque essere revocato. Una vicenda che preoccupa non solo per la situazione del boss, ma perché la motivazione considerata apparente sta alla base di numerosi altri provvedimenti di prosecuzione del 41 bis ad altri boss. Il nome della famiglia Riina era tornato agli onori delle cronache negli ultimi mesi per i post social dell'altro figlio del boss, Salvuccio, che ha omaggiato il padre nell'anniversario della morte e fatto auguri dalla storica casa Riina a Corleone, chiamando la strada ancora col vecchio nome e non con il nuovo toponimo intestato a una vittima di mafia, vicende che hanno sollevato un vespaio di polemiche. Cambiamo decisamente argomento, perché tra poche ore a Catania arriveranno le reliquie di Santa Lucia e questa sera alle 18:45 inizierà una diretta su Telecolor per poter seguire la processione e poi l'ingresso in cattedrale, dove le reliquie di Santa Lucia resteranno insieme a quelle di Sant'Agata, un'esposizione davvero straordinaria. Il servizio. Ultimi preparativi in cattedrale per una data storica, un evento mai avvenuto a Catania. Il corpo di Santa Lucia, che da secoli è custodito nella chiesa di San Geremia a Venezia, stasera arriverà in cattedrale, dove verrà esposto anche il busto reliquiario di Sant'Agata. Telecolor trasmetterà in diretta a partire dalle 18:45 l'arrivo del corpo di Santa Lucia, l'ingresso in cattedrale e le prime fasi di preghiera. Faremo memoria di un pellegrinaggio memorabile, quello che Lucia fece con la sua mamma Eutichia, che era malata, al sepolcro di Sant'Agata. La memoria di questo pellegrinaggio ci aiuterà a vivere meglio il nostro pellegrinaggio giubilare. Per motivi di sicurezza 2500 in totale pellegrini che potranno entrare in cattedrale. Non è la festa della patrona di Catania, dunque i devoti di Sant'Agata sono invitati a non indossare il sacco bianco. Domani, domenica, 2 gli appuntamenti. Su Antena Sicilia e Telecolor una puntata speciale della trasmissione Parliamone sul Giubileo, con ospite l'arcivescovo di Catania Luigi Renna. Nel pomeriggio, dalle 17
17 altra diretta. Su Telecolor la solenne apertura dell'Anno Santo con la messa celebrata da Monsignor Renna. Un weekend di fede e devozione che potrete seguire dunque in TV e in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Durante le feste a Palermo torna nuovamente l'emergenza rifiuti. La RAP è a ranghi ridotti, i quartieri periferici del capoluogo sono letteralmente invasi dall'immondizia. Marco Gullà. Natale sotto i rifiuti. Palermo, ancora una volta l'emergenza immondizia travolge parte della città. Qui siamo in via Antonio Marinuzzi. I rifiuti invadono il marciapiede, parte anche della carreggiata. Molti residenti devono letteralmente dribblare i sacchi di immondizia per poter percorrere questo tratto di strada. La RAP è a ranghi ridotti, personale in servizio è previsto al 50%. In teoria, nei festivi non si potrebbe nemmeno conferire la spazzatura, ma in pratica i cittadini non possono tenere in casa l'immondizia. E allora il risultato è quello che vedete in queste immagini. Le periferie sono quelle che come al solito soffrono di più. Dal CEP allo Zen, via Palmerino, Zanoreto, tutti i quartieri che annaspano tra i rifiuti. E poi l'indifferenziata, un frigorifero abbandonato sul Fiumoreto, una cartolina grigia ed eloquente dell'inciviltà di molti cittadini. Da piazzetta Cairoli, sede della RAP, arriva solamente la conferma che l'azienda c'è e sta facendo di tutto per recuperare l'arretrato, ma all'orizzonte ci sono le feste di Capodanno ed è facile ipotizzare che l'emergenza continuerà. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi mostreremo il nuovo caricabatteria universale per i cellulari, perché da oggi entra in vigore una nuova normativa europea. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, ad oggi in vigore la nuova normativa europea sul caricatore elettronico unico con la presenza obbligatoria di una porta USB di cosiddetto tipo C. Vantaggi per l'ambiente e per le tasche degli utenti. Veronica Barbarino. Arriva una ecorivoluzione. Da oggi per il campo dell'alimentazione e dei dispositivi elettronici entra in vigore la nuova normativa europea sul caricatore elettronico unico con la presenza obbligatoria di una porta USB di tipo C. Questo è il nuovo cavo che a partire dal 28 di dicembre regolamenterà l'alimentazione di tutti i sistemi e dispositivi elettronici che vanno dai cellulari, tablet, PC e anche accessori per console. Questa scelta europea consentirà di porre fine allo spreco di migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici e semplificherà la vita dei consumatori, eliminando la necessità di avere con sé caricatori diversi e spesso inutilizzabili. Forse è meglio così, perché in effetti avere diversi tipi di cavi non è che avesse questo senso. Penso che non sia un problema, ma maggior se ne posso usare uno qualsiasi, anzi penso che sia una cosa giusta. La nuova norma inoltre è un toccasana per le tasche degli europei. Attualmente infatti si spendono circa 250 milioni di euro all'anno in caricabatterie che spesso diventano superflui o inutilizzabili. Essendoci un cavetto comunque universale io poter caricare tutte le cose elettroniche che io ho a casa e quindi risparmio un po' di più proprio sull'elettronica in un certo punto di vista. E adesso lo spettacolo a Catania. Arriva questa sera il musical Shrek, tratto dall'omonico film di animazione che vinse il premio Oscar nel 2001. A interpretare l'immaginario orco verde c'è un attore catanese. Lo ha incontrato Orazio Longo. La favola di Shrek raccontata attraverso il linguaggio del musical, riadattamento dell'omonimo film del 2001, vincitore del premio Oscar come miglior film di animazione, tratto dal libro illustrato di William Stig. Ad interpretare l'immaginario orco verde è eccezionalmente il catanese Damiano Spitaleri. Il ruolo è di Michele Savoia, che mi ha dato questa grande opportunità di poterlo fare qui a casa mia. E Shrek è un titolo normalmente associato a bambini, però a chiunque. La storia di Shrek è adatta a tutti, per grandi, piccoli, ha una trama intricata però delicata, quindi è un personaggio buono, un orco buono. Prodotto da Anche Cinema con la regia di Graziano Galatone, lo spettacolo in tour nei più importanti teatri italiani fa tappa a Catania questa sera al Teatro Metropolitan. I cartoni hanno sempre questi personaggi strambi, invece Shrek è probabilmente il più umano all'interno della storia, quindi portare umanità all'interno di un contesto che è tutt'altro che umano, è grottesco, è difficile però è emozionante.
Lo show è arricchito da imponenti scenografie fisiche e digitali con oltre 20 cambi di scena. Subito una pausa, un'altra e poi il calcio. Siamo al calcio, Serie B, ultima partita dell'anno per il Palermo che domani rende visita al Cittadella. Il servizio è di Marco Gullà. Al Tombolato contro il Cittadella domani pomeriggio, nella prima giornata del girone di ritorno, il Palermo chiuderà il suo 2024. Tante ombre, poche luci, un anno decisamente anonimo per una squadra che in questa stagione era stata costruita per lottare fino in fondo per la promozione diretta. E invece i rosanero galleggiano fuori dai playoff in attesa del match di domani contro i Veneti. Se la vittoria contro il Bari avrà guarito la formazione di Dionisi lo scopriremo solamente dopo la gara del Tombolato contro un Cittadella che si è spesso rivelato vera bestia nera del Palermo. Il Cittadella è ostico per tutti, in casa poi è veramente un avversario difficile da giocare perché corrono tantissimo, perché ti aggrediscono, perché ti riattaccano subito. Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto il Bari, anche perché le alternative scarseggiano. Lo staff medico valuterà le condizioni di Di Francesco, uscito anzitempo durante l'ultima partita, e l'allenatore potrebbe considerare di rinforzare il centrocampo per garantire maggiore equilibrio alla squadra. In attacco la coppia composta da Brunori e Ledoaron ha dato segnali incoraggianti contro il Bari e quindi dovrebbe essere confermata. Fischio d'inizio alle ore 17:15. Serie C, il Catania si appresta a una fase decisiva della stagione per il mercato, ma anche per un calendario che lo vedrà opposto alle prime della classe. Marco Carli. Un campionato si decide fra marzo e inizio aprile, soprattutto quando, come in Serie C, va anche definita la griglia playoff. Ma è indubbio che i prossimi 40 giorni, l'intero mese di gennaio fino ai primi 10 giorni di febbraio, avranno un peso decisivo per il Catania. Per il mercato, senza dubbio, perché la stagione potrebbe ancora svoltare se la dirigenza rossazzurra saprà operare al meglio per cambiare senza rivoluzionare, in una finestra sempre difficile che lo diventa ancor di più quando devi sistemare gli esuberi che hai in casa. Ma anche per il calendario, perché i rossazzurri fra il 5 di gennaio e il 9 febbraio incontrano squadre d'alta classifica, soprattutto in apertura e chiusura di questo periodo. Prima dell'Epifania, la capolista Benevento. Dopo Sant'Agata, il 9 febbraio, l'attuale seconda, il Monopoli. E il 2 dello stesso mese, il Cerignola, ora terzo con Avellino e Potenza, tutte da affrontare in trasferta. Ma in mezzo c'è anche la partita in casa del Picerno, decimo e un po' in difficoltà in questa fase. Al Massimino, invece, arriveranno il Giuliano, ottavo, e unica nella parte sinistra della classifica la Juve Next Gen, reduce però da 5 risultati utili consecutivi. Farsi trovare pronti, concentrati, come chiede Toscano, e aver trascorso le feste dopo un 4-0 interno può aiutare, ma non è risolutivo. Per le trattative, a parte i 5 esuberi per cui si cerca soluzione, le risorse, anche in termini di monte ingaggi, per altri innesti arriveranno dalle cessioni di qualcuno attualmente in rosa: Montalto, Adamonis, Luperini, i nomi più evidenti. Il Catania vuole accelerare e per farlo non dovrà sbagliare in campo e sul mercato. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, grazie a tutti per averci seguito, vi lascio al punto di Luca Ciliberti.